Siamo con il Supremo Magistrato Lorenzo Radice. Signor Sindaco, cosa significa questo 29 maggio 2021 per Legnano, questo momento di commemorazione della battaglia? Sicuramente è un simbolo, è un momento simbolico, di ripartenza. Ripartenza attraverso, come dire, il richiamo e la riproposizione dei nostri valori, della nostra storia, della nostra cultura. Oggi è ancora tutto ovviamente in forma molto contenuta, molto ridotta, molto attenta a rispettare ovviamente le norme, perché siamo ancora in una fase di transizione e probabilmente questo sarà un po' il segno di quest'anno, un anno in cui dobbiamo aspettarci un palio che sarà un palio di transizione, un palio di passaggio, e quindi oggi è il primo momento, sono i primi momenti, diciamo, di riavvio e di ripartenza. Io credo che sia molto importante, molto bello anche rivedere le persone finalmente in piazza con i nostri colori, le nostre bandiere, i nostri valori, la nostra storia. Con Marco Ciapparelli, che è stato Gran Maestro ed è una figura storica per il Palio e per la Contrada di San Bernardino. Marco, cosa significa per Legnano, per voi, il Palio? L'orgoglio sicuramente di riferirsi a un evento storico che è citato nell'inno nazionale, di conseguenza già questo dà la portata dell'evento a cui ci riferiamo. In più il Palio negli anni è diventato un centro di aggregazione, le contrade sono centri di aggregazione soprattutto dei giovani e dell'attività sociale, culturale e cittadina, sono forse il centro più importante di tutte le attività sociali e culturali che si svolgono in città e costituiscono un punto di riferimento per i giovani, e specialmente in questi momenti in cui c'è stata, carenza delle possibilità di aggregazione. I giovani hanno sentito la mancanza delle contrade e del punto di riferimento che le contrade costituiscono per la città. Luca Barlocco, che è stato capitano a San Martino, quarantenne, cosa significa per te il Palio di Legnano? Innanzitutto il Palio è una grande passione, ma è anche un grande, onere, nel senso che devi trasmettere alle generazioni future quello che è stato e quello che deve essere il Palio, sia per la città di Legnano sia per i contradaioli, insomma questa grande tradizione che deve perdurare negli anni. Quindi è la gioia di vivere certi momenti che ti dà solo la contrada, ma è anche il dovere di trasmettere queste passioni al futuro. Siamo con Matteo, 31 anni, San Magno, un ragazzo impegnato a tutto tondo nella contrada. Che cosa significa per te il Palio di Legnano? Allora, il Palio è tante cose insieme. Sicuramente è passione, perché ci vuole tanta passione per intraprendere anche questo percorso e questo gioco, perché alla fine è un gioco. È sacrificio, perché le persone sacrificano il proprio tempo, anche i propri familiari, e a me piace definirla come la cosa più importante tra le cose meno importanti. È anche comunità, perché comunque sono 8 contrade che vivono nella propria contrada in maniera diversa, quindi sono tante comunità diverse, e all'interno della propria contrada ci sono dinamiche umane molto importanti e si creano amicizie e legami indiscindibili. E soprattutto non ultimo, è cultura, perché comunque si parla sempre di una rievocazione storica, e basta pensare che la nostra sfilata è protetta dal Ministero della Cultura. Quindi tante cose che fanno di questo Palio una cosa bellissima. Il termine giusto è bellissimo.